Chioggia Ortomercato del Veneto si dimostra una società solida chiudendo il bilancio con un utile di oltre 36.000 euro. Il Comune pertanto non ha oneri diretti o indiretti a proprio carico. Ortomercato ricorda che grazie alla collaborazione con il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP e con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo si riesce a fare anche un'attività promozionale con riscontri positivi, potendo partecipare a fiere tra le più importanti del settore, quali Fruit Logistica di Berlino e il Mac Fruit di Rimini. Rispetto allo scorso anno il fatturato del radicchio tondo è aumentato del 200%, quello del radicchio lungo del 90%. Le condizioni climatiche estreme che si sono vissute hanno certamente influito sulla resa per ettaro, ricorda Palo, che lamenta la mancanza di un catasto dei terreni messi a dimora per radicchio e quindi dati certi. Chioggia Ortomercato del Veneto, continua l'amministratore unico, è un punto di riferimento nazionale e non solo e ha un ruolo strategico per gli addetti del settore radicchi proprio per la formazione del prezzo. Spesso il valore concordato del radicchio deciso sul campo rasenta il valore del costo della produzione, influenzando quindi negativamente anche le aste. In tal senso si muove l'impegno di Palo dei soci operatori in Chioggia Ortomercato, cercando un consenso tecnico presso gli enti preposti al fine di istituire un catasto, certificando i costi di produzione dei radicchi veneti. Secondo Palo, con questi strumenti si potrebbe mettere in trasparenza il sistema produttivo, contrastando concorrenza sleale e caporalato. In tal senso si è chiesto un incontro con l'assessore all'agricoltura, preceduto dall'invio di una relazione. Al momento, afferma l'amministratore unico, nessun riscontro. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.